domiciliato a Treviso. Gazebo anche in tutta la Marca, diverse le postazioni a Treviso. Si raccolgono firme contro la politica di accoglienza del nostro paese. Per dare diritto e uguaglianza ai cittadini italiani e in primis ai trevigiani. Tutto fa capire che la campagna elettorale è entrata nel vivo. La mobilitazione è alta. A Verona, per esempio, questa mattina era arrivato anche il segretario federale della Lega, Matteo Salvini. Il carroccio fa quadrato attorno al proprio candidato Luca Zaia e si fa la conta tra chi è rimasto e chi ha preferito invece l'ex Flavio Tosi. I tempi infatti ormai stringono e la Lega trevigiana in particolare si chiede che cosa farà Leonardo Muraro. Il presidente della provincia si era preso qualche giorno per decidere, ma di giorni ne sono passati parecchi. Io credo insomma che Leonardo sia una persona che voglia bene i veneti e come tutte le persone che vogliono bene i veneti, specie se appartengono al nostro movimento, non possono far altro che sostenere Luca Zaia. Intanto l'altro, Flavio Tosi, che domani sarà proprio a Cavaso del Tomba e poi a Quinto, tende la mano all'amico indeciso. Se sceglierà di correre al nostro fianco, noi saremo solo felici proprio per la stima che gli portiamo. Un amico di peso perché potrebbe portare in dote la lista record Razza Piave. Quando si presenteranno le liste si capirà davvero chi sta con chi e quindi qual è la possibilità di vittoria dei singoli candidati. Uno dei contatti è sicuramente anche con Razza Piave. I tempi stringono per tutti e Treviso, a quanto pare, può fare da ago della bilancia.